Signori, oggi, giovedì 13 novembre, che potrebbe essere venerdì 13 tranquillamente, perché un giorno in più, un giorno in meno, cambia poco, finisce secondo me la stagione della SSC Napoli. Posso dichiararlo qui. Perché dico questo? Perché, signori, io vi ho parlato dell'infortunio di Anghissà e vi avevo detto, ma dovrebbe saltare 2 o 3 partite, quindi si teme qualcosa di leggero. Arriva il comunicato del Napoli, ragazzi, quest'oggi pomeriggio 15:14. Frank Zambon-Ghissà, infortunandosi in nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter di abilitazione. Questo cosa significa, Wagyu? Significa che Anghissà starà fuori dai 2 ai 3 mesi e che quindi salterà anche la Coppa d'Africa con il Camerun. Sì, quella Coppa d'Africa che noi eravamo qui a dire ora non ci sarà Anghissà per la Coppa d'Africa. Facciamo finta che Zambò da oggi fino a fine gennaio è in Coppa d'Africa, perché io così voglio pensare, perché io così voglio affrontare il restante della stagione, a partire dall'Atalanta, che non sarà una partita semplice, sarà una partita difficilissima, anzi sarà veramente una partita difficilissima. E quindi innanzitutto buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale gratis. Grazie del like, grazie del commento e grazie per il like a questo video. Allora, è dura, voglio, è difficile. Io sinceramente mi aspettavo qualcosa di qualcosa di negativo, me lo immaginavo, perché già ieri sera alle 23 è uscito il comunicato del Camerun, dove c'era scritto: ha ottenuto in mattinata un'ecografia che ha evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Il centrocampista si sottoporrà nelle prossime ore a una risonanza magnetica a Napoli, che poi ieri ha fatto scala a Parigi e poi è arrivato a Napoli. Ragazzi, qui si parlava, il mattino parlava di 30-40 giorni, quindi un mese. E invece no, io sono 2-3 mesi. 2-3 mesi dove tu ti vai a perdere uno dei centrocampisti più forti della Serie A, senza ombra di dubbio. Anche se ha vinto anche il Play of the Month votato dai tifosi napoletani nel mese di ottobre. Io in questo momento, secondo me, a Napoli ci sono cose, mamma mia, cose assurde in giro in questo momento, perché da un lato c'hai una squadra che si sta allenando senza Antonio Conte, dall'altro lato c'hai i giocatori in nazionale e dall'altro c'hai Anghissà che è tornato a Napoli per infortunio molto grave, è ritornato a Napoli. Io, signori, sinceramente in questo momento sono un uomo distrutto, calcisticamente parlando naturalmente, perché perdere un giocatore così significa che tu stai perdendo certezze a centrocampo e e noi eravamo qui che cioè ci fasciavamo la testa per la Coppa d'Africa, cioè tu hai perso Lukaku sempre per questo infortunio, hai perso De Bruyne sempre per questo infortunio, hai perso in questo momento anche Sa sempre per questo infortunio. Quindi questo cosa sta a significare? Secondo me sta a significare che la preparazione atletica che è stata fatta in questo momento a Napoli è, è ridicola. È stata fatta una preparazione ridicola. Cioè è assurdo tutto questo, è assurdo tutto questo. La preparazione atletica in questo momento è clamorosamente da bocciare, da bocciare. E segnali ce ne sono stati, che questa, diciamo che questa
Come fai a chiamare preparazione atletica? Come fai a chiamare una cosa preparazione atletica quando questi si scassano i muscoli così in tempo zero? Cioè, è assurdo, si è rotto Rachmani, si è rotto Buongiorno, vabbè, Meret lo tengo fuori perché Meret non è un infortunio muscolare, ma si è rotto da solo, quindi teniamolo fuori. Rachmani, Buongiorno, Anghissà, Lobotka, Gilmour, Spinazzola, De Bruyne e Lukaku. Cioè, io sono 8 giocatori rotti, 8, forse c'era anche Contini a iniziare, quindi mettiamo anche Contini, sono 9 giocatori, 9. Cioè l'anno scorso, qui secondo me, da quando, io mo la lancio questa cosa, ma da quando è andato via il preparatore atletico di Conte e nelle ultime ore si è anche dimesso Micheli, che era lo scouting del Napoli, che andava a cercare i giovani talenti per l'Italia e per il mondo, cioè qualcosa sta succedendo in casa Napoli, vai giù. E io ho paura che Antonio Conte a fine anno nemmeno ci arrivi, perché dia le dimissioni prima e facendo un buco finanziario clamoroso, perché quest'ora cosa ti va a comportare? Ti va a comportare che tu sul mercato di gennaio dovrai spendere altri 50 milioni, se va bene 50 milioni, perché De Bruyne rientrerà forse nell'ultimo mese del campionato, quando mi auguro che sia sempre in corsa per la Champions e ti dia una mano per quello. Anghissà dovrebbe rientrare dopo gennaio, Lukaku dovrebbe tornare, tra poco si dovrebbe riallenare in gruppo, quindi almeno quello lo riuscirà a recuperare, sempre se non si scassa una volta e ha una ricaduta molto probabile visto la stazza del giocatore. Cioè è tutto veramente assurdo, è incredibile tutto questo, è veramente incredibile. È incredibile come la sfiga in questo momento ci si stia abbattendo sul Napoli. Cioè è come se quello scudetto dell'anno scorso ti stia restituendo tutta questa sfortuna, tutte così belle e buone. Quegli ultimi 3 partite di campionato, quelle ultime 2 partite di campionato si stanno accanendo sul Napoli e sui giocatori del Napoli. È assurdo tutto questo. È incredibile, è veramente incredibile. Io ripeto, Conte, mo serve il segnale tuo, serve un segnale forte. Se veramente a gennaio questi spendono altri 50, 60, 70 milioni è solo per te, perché il Napoli ne ha presi 9 di questi nuovi giocatori e di nuovi si è rotto solo, se tu vai a vedere, si è rotto solo cosa, si è rotto solo De Bruyne, perché Rachmani ce l'avevi l'anno scorso, Buongiorno l'anno scorso, Anghissà l'anno scorso, Lobotka l'anno scorso, Lukaku l'anno scorso, Gilmour l'anno scorso, Spinazzola l'anno scorso, quindi ti si è rotto solo un giocatore nuovo, c'hai altri 8 giocatori nuovi da mettere in campo. Sarà difficile? Sì, certamente. È assurdo, tutto questo è assurdo. Vabbè, detto questo, iscrivetevi al canale, sempre comunque Forza Napoli, date hype a questo video, ci vediamo più tardi, la sfiga nera.